17° giorno consecutivo di sforamento dei limiti di concentrazione di polveri sottili nell'aria, 9° giorno di allerta rossa. I dati dei bollettini ARPA parlano chiaro e quelli relativi a Treviso e provincia non sono confortanti. Negli ultimi giorni la centralina di Via Lancieri di Novara ha registrato picchi di concentrazione di PM10 nell'aria superiori di 3 volte il limite soglia di 50 microgrammi al metro cubo. Numeri preoccupanti che hanno spinto il sindaco e presidente ANCI Veneto Mario Conte a rivolgere un appello al governo. Chiederemo un investimento importante da parte del governo per consentire a tutti i cittadini di tutti i comuni del bacino padano di sostituire le caldaie. Chiederemo di continuare ad investire in questa parte del nostro paese sulla forestazione urbana e chiederemo anche di detassare quegli investimenti che i comuni fanno per quanto riguarda le politiche ambientali. Ridurre l'IVA dunque su ogni tipo di investimento ambientale e la volontà dell'amministrazione di continuare ad investire sulla riforestazione urbana anche attraverso l'aiuto di studi scientifici per capire quali varietà di piante siano le migliori per l'assorbimento della CO2. Un appello, quello del presidente di ANCI Veneto, rivolto direttamente al ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ed esteso a tutti i sindaci della pianura padana, richiesta che si vuole portare anche al Parlamento europeo. Servono soluzioni strutturali. Allora ho chiesto un appuntamento al Ministro perché abbiamo visto durante la pandemia, quando tutte le auto e gli aerei erano completamente fermi, comunque gli sforamenti del PM10 erano alle stelle. Ogni singolo comune non può combattere contro un problema che riguarda il bacino padano, mi pare abbastanza evidente, e soprattutto non possiamo sempre star qui a sperare che le condizioni meteorologiche risolvano il problema. Intanto dall'opposizione Giorgio De Nardi attacca il sindaco sulle politiche ambientali, una contraddizione, fa sapere chiedere interventi strutturali e non agire concretamente sul territorio. Nel mirino del PD i prossimi grandi interventi nella città di Treviso. Purtroppo poi tagliamo quei pochi di alberi che ci sono, costruiamo dei parcheggi in centro giganteschi e continuiamo a considerare la città come al servizio delle auto. La transizione deve essere guidata in modo molto intelligente e ascoltando molto bene le parti in causa.